Benvenuti, oggi è giovedì 8 maggio 2025. Il sole sorge alle 5.59 e tramonta alle 19.55. La luna si leva alle 16.12 e cala alle 3.48. Il santo di oggi è Bonifacio. Il nome Bonifacio deriva dal latino e significa che ha buon fato. L'8 maggio in tutto il mondo si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono quotidianamente milioni di volontari della Croce Rossa. La festività cade il giorno della nascita di Henry Dunant, considerato il fondatore dell'associazione. L'obiettivo delle celebrazioni di questa giornata, delle manifestazioni in piazza, è quello di avvicinare la cittadinanza al movimento della Croce Rossa e far conoscere quali sono i compiti svolti dai volontari. Vittorio Sgarbi festeggia oggi 73 anni. Laureato in filosofia con specializzazione in storia dell'arte, Sgarbi ha iniziato la sua carriera come ispettore per i beni storici e artistici del Veneto. Notorietà raggiunta come ospite fisso del Maurizio Costanzo Show su Canale 5, è famoso per i suoi interventi polemici. Ha ricoperto anche vari incarichi politici, incluso quello di sindaco di Salemi e sovrintendente al Polo Museale di Venezia. È stato sottosegretario alla cultura nel governo Meloni, ma si è dimesso a causa di un'indagine. Alberto Cotta Ramusino, conosciuto come Tananai, compie 30 anni. Emerge nel panorama musicale italiano partecipando a Sanremo Giovani 2021 e successivamente al Festival di Sanremo 2022 con il brano Sesso Occasionale. Nonostante l'ultimo posto al festival, guadagna fama con il successo virale di Baby Goddamn su Spotify e altri successi come La Dolce Vita con Fedez e Mara Sattei. Ritorna a Sanremo nel 2023 con la canzone Tango. Franco Baresi celebra il suo 65esimo compleanno. Leggenda del calcio, soprannominato Kaiser Franz, ha trascorso tutta la sua carriera al Milan, dove ha vinto numerosi titoli nazionali e internazionali. È stato vicino a vincere il Pallone d'Oro nel 1989, finendo secondo. Baresi ha giocato nella nazionale italiana per 13 anni, diventando campione del mondo nel 1982 e vicecampione nel 1994, e ha partecipato a 3 campionati del mondo e 2 d'Europa. Sembrava impossibile raggiungere la vetta più alta del mondo senza bombole d'ossigeno. Eppure, l'8 maggio del 1978, l'alpinista altoatesino Reinhold Messner è riuscito per la prima volta ad arrivare sulla cima dell'Everest in condizioni fino a quel momento impensabili. Forse per questo qualcuno lo ha accusato di aver barato utilizzando di nascosto delle mini bombole. Da Roma a New York in meno di un'ora è davvero possibile? Sebbene non vi sia ancora una tratta operativa a queste condizioni, i primi test dell'aereo ipersonico sono previsti proprio quest'anno. Grazie a un motore rivoluzionario, l'aereo ipersonico sarà in grado di superare i 7.000 km all'ora, collegando le grandi città del mondo in pochissime ore. Se i test saranno positivi, potrebbe essere l'inizio di una nuova era dell'aeronautica. Basato su un'innovativa tecnologia, questo propulsore promette non solo una rapidità da record, ma anche una maggiore efficienza rispetto a quelli a reazione tradizionali. Ma non è solo la velocità a fare la differenza. Il motore brevettato da Venus Aerospace potrebbe far consumare fino al 15% in meno di carburante rispetto a quelli attualmente in uso. Dal punto di vista tecnico, una delle maggiori difficoltà nel raggiungere velocità ipersoniche è sicuramente la gestione delle alte temperature raggiunte. Buongiorno ai 12. Mentre fino a ieri Luna e Venere andavano d'accordo, oggi sono assolutamente in opposizione. Cosa accade allora nello zodiaco? Scopriamolo insieme. Ariete. La Luna si oppone proprio a Venere e a Nettuno nei vostri gradi.
non sembra essere molto diplomatica proprio per niente, il che vi manda un po' in confusione. Consci però del fatto che Mercurio è dalla vostra parte nel vostro segno, potete utilizzare la comunicativa per chiarire alcune cose sentimentalmente. Toro, la giornata di oggi è una giornata che vede ancora una luna molto potente e in accordo con Urano questa volta, quindi molto più pronta a prendere in mano la situazione e a farvi realizzare qualche piccolo progetto a cui tenevate. Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna molto potente che andrà comunque in trigono in serata proprio perché entrerà nei gradi della bilancia, quindi una luna di quinta casa, una luna che parla d'amore, una luna che vuole farvi una carezza speciale che oggi accoglierete con tutto il cuore. Cancro, giornata oggi decisamente molto piena proprio perché il vostro pianeta guida è in opposizione a Venere, a Nettuno e quadra con Giove, una luna sicuramente molto complicata, forte anche delle sue ragioni, dato il trigono con il Sole. In serata però si sposta in bilancia, il che significa che inizierà una quadratura, per cui probabilmente dovrete prendere delle posizioni abbastanza ferme per difendere le vostre decisioni. Leone, una giornata oggi con una luna molto complessa, una luna che un po' vi disorienta in mattinata, ma che poi più là diventa chiarificatrice e comunicativa. Entrando in bilancia, infatti, entra in un aspetto ottimo e positivo e riuscirà a convincere Marte a dialogare piuttosto che agire sconsideratamente. Vergine, la luna ancora nei vostri gradi in mattinata oggi crea decisamente scompiglio proprio perché forma tanti aspetti un po' difficili da gestire, soprattutto l'opposizione Venere-Nettuno. In questo tipo di configurazione dovrete tentare di essere molto delicati con le persone che amate e diplomatici al lavoro. Bilancia, la luna entra nei vostri gradi opponendosi e rincarando l'opposizione di Venere e di Nettuno. È una luna oggi che vi manda decisamente in confusione. Probabilmente potrebbe sfumare un accordo o qualcosa a cui tenevate lavorativamente. Niente paura, ci penserà Mercurio a rimandare semplicemente più in là un accordo per voi importante. Sentimentalmente parlate chiaro se vi sentite soli e chiedete al partner di dialogare un po' di più. Scorpione, giornata oggi molto interessante con una luna che fa decisamente faville e che vi porta comunque a delle intuizioni, a delle considerazioni per voi molto importanti. La luna inoltre riuscirà a compiere un piccolo miracolo per voi proprio perché vi darà l'intuizione giusta al lavoro, facendovi risparmiare molto tempo ed evitando anche uno scontro con qualche collaboratore. Sagittario, oggi la luna smetterà a metà giornata di ledervi, molto complessa e forma degli aspetti difficili, ma per voi in serata sarà ottima proprio perché rimetterete a posto le idee e questi piccoli alti e bassi morali della settimana saranno solo un ricordo. Intanto Mercurio e Venere invitano all'amore e al dialogo. Capricorno, una giornata oggi che rende la luna assolutamente insopportabile proprio perché fa venire a galla tutta una serie di non detti e delle prospettive al lavoro che non sembrano proprio come le volete. Un po' di correttezza in più probabilmente vi capiterà di rimproverare qualche sottoposto o chiarire con qualche collaboratore. Acquario, la giornata di oggi prevede una mattinata poco coinvolgente, mentre invece da metà giornata in poi la luna entra in trigono e attiva un Plutone meravigliosamente creativo. Tra l'altro nei vostri gradi Plutone è fortemente sostenuto e stimolato da Venere e Nettuno, si aggiunge anche fantasia, l'opposizione con Marte tra poco finirà, quindi niente paura, agite pure in una maniera libera e fantasiosa come sempre. Pesci, giornata oggi che finalmente dismette le opposizioni complicatissime della Luna, quindi oggi tornerà il sereno da metà giornata in poi, anche se sarete insofferenti al lavoro e non vedrete l'ora di tornare a casa. Mancavano solo 8 minuti alla fine della sessione di prove sul circuito di Formula 1 di Zolder in Belgio. Il canadese Gilles Villeneuve aveva deciso di effettuare un altro tentativo con la sua Ferrari.
Dopo alcune curve il sorpasso fatale. Toccando la macchina che la precedeva, la rossa ha cominciato a girare su se stessa, schiantandosi contro un palo che sosteneva le reti di protezione. Così a 32 anni ha perso la vita uno dei piloti più spettacolari della storia. Chi di noi non ha mai vissuto una delusione in amore o in amicizia? A volte qualcuno ci chiede una seconda chance, promettendo di non ripetere gli stessi errori del passato. Ma attenzione, perché se finiamo per essere ingannati di nuovo, dobbiamo fare nostro il famoso proverbio inglese "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me". Tradotto significa: se mi inganni una volta, la colpa è tua, se mi inganni 2 volte, la colpa è mia. Insomma, non permettiamo a nessuno di approfittare di noi. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Renato Cacioppoli, il matematico di grande talento, era noto per il suo spirito anticonformista. La sua vita è stata segnata da gesti di protesta contro il regime fascista, tra cui spicca la serata in cui finanziò un'orchestrina per suonare la Marsigliese in un ristorante e tenne un discorso antifascista di fronte a importanti gerarchi, azione che lo portò a essere ricoverato in manicomio. Un altro famoso episodio fu quando passeggiò per le strade di Napoli con un gallo al guinzaglio, in risposta a una norma fascista che proibiva agli uomini di camminare con cani di piccola taglia per preservare l'immagine di virilità. Negli ultimi anni si isolò sempre di più, trascorrendo tempo solo con emarginati e senza tetto. La sua storia si concluse tragicamente l'8 maggio del 1959, quando si tolse la vita con un colpo di pistola. Ci salutiamo con le frasi del giorno. I consigli sono raramente graditi e quelli che ne hanno più bisogno sono anche sempre quelli a cui piacciono meno. Parola di Lord Chesterfield. Oggi proviamo ad ascoltare in modo attivo tutte le persone che ci circondano e magari potremmo scoprire qualcosa di nuovo. E per scoprire sempre nuovi contenuti potete continuare a seguirci anche domani con l'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.